concerto che la banda musicale di Monastir esegue in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, e che quest'anno riveste un particolare significato in quanto la banda stessa festeggia i suoi 10 anni di attività, e a ciascun componente della banda l'assessore alla cultura Sebastiano Bottesio e il presidente Luciano Menezzi consegna una medaglia di ricordo. Che l'attività bandistica costituisca nell'ambito delle attività della grande musica un momento minore. Si tratta in realtà di un luogo comune e come tanti tra i luoghi comuni di cui per pigrizia mentale o per acquiescenza psicologica al sentito dire non ci preoccupiamo di verificare la fondatezza, è errato. Errato perché se è vero che un tempo, al di là di quelli che erano gli scopi specifici per cui le bande musicali erano nate, esse costituivano, come dice qualcuno nel libro di cui poi parlerò, un surrogato, io direi un ripiego, in quanto si prestavano, laddove non esistevano grandi orchestre, ad eseguire dei concerti con musiche che avevano in origine altra destinazione e che venivano appositamente trascritte per ridotte, diciamo, per banda musicale. E questo in parte era vero per il passato, oggi non più. Oggi tantissimi musicisti di vaglia scrivono delle musiche appositamente per le bande musicali e di conseguenza la banda musicale ha acquisito una sua dignità e una sua vita autonoma. E se non fosse falsa questa opinione, questo luogo comune, sarebbe comunque ingiusto e ingeneroso. Ingiusto e ingeneroso perché per molti dei nostri paesi, diciamo per la maggior parte dei paesi d'Italia, della Sardegna e del mondo, laddove non c'è la possibilità ovviamente di una grande orchestra, la banda musicale costituiva il primo approccio diretto per l'ascolto diretto della musica, non solo, ma anche per tanti giovani che poi si saranno o si dimostreranno anche dei talenti autentici in campo musicale, ha rappresentato l'approccio con la musica attiva, l'approccio attivo proprio con la musica, tanto è vero che Giuseppe Verdi, per esempio, è stato direttore della banda musicale del suo paese natale, a Busseto. Non solo, ma per fare un esempio anche in Sardegna, è un esempio diverso ovviamente perché non si tratta di un grande compositore, ma tuttavia di un personaggio abbastanza importante, sicuramente il miglior trombettista jazz che esista oggi in Sardegna, in Italia e forse in Europa, il giovane Paolo Fresu, è stato proprio componente della banda musicale del suo paese, di Pertida. Di conseguenza questa è una dimostrazione di quanto vi affermavo, proprio che la banda musicale ha costituito in qualche modo un momento propedeutico, cioè introduttivo di preparazione per la grande musica.
Non solo, ma bisognerebbe aggiungere anche questo, che nelle bande musicali, che oggi per esempio in Italia mi pare ci siano 5.000 bande musicali che coinvolgono qualcosa come 200.000 persone, in Sardegna sono 65 bande musicali e non so quanti giovani, soprattutto giovani, ne fanno parte. Evidentemente rappresenta anche un momento di aggregazione sociale, un momento anche di cultura, se vogliamo. E se noi scorriamo questo libro che è stato pubblicato, di cui parlerò meglio poi a costo di grandi sacrifici, in occasione del decennale della banda musicale di Monastir, noi vediamo che questa banda qui, che è composta prevalentemente da giovani, che ha una sua costante, una delle sue caratteristiche costanti proprio nella giovanissima età dei suoi componenti, nacque nell'anno 1979-80 proprio per iniziativa di alcuni giovani. E lo scopo era quello, e riferisco quando viene riportato nel libro, che lo scopo era quello di allontanare i giovani dai pericoli della vita moderna. Io direi che non è solo quello, lo scopo è quello di avvicinare i giovani a uno dei momenti più alti, più belli dell'attività umana, cioè avvicinare i giovani alla cultura musicale. E non fosse per questo dovremmo comunque dire grazie alle bande musicali e a tutti coloro che ne hanno sempre fatto parte anche a costo di grandi sacrifici. Dobbiamo dire grazie alla banda musicale di Monastir che in questi 10 anni, con tanti sacrifici, con tante peripezie di cui parlerò in seguito, è riuscita ad andare avanti, è riuscita a crearsi un nome, una fama, che in Sardegna ha fatto. Anche il Tirreno si è esibito in diverse località, costituisce un orgoglio, e lo possiamo dire, per Monastir, e pertanto meritano un applauso. Bene, adesso avremo occasione di parlare naturalmente della banda musicale ancora, della sua vita, dei suoi 10 anni di vita, avremo occasione di parlare del libro, avremo occasione anche di ringraziare diverse persone che ovviamente hanno contribuito con i loro sforzi, il loro aiuto a far sì che la banda musicale non solo sorgesse ma continuasse a vivere e potesse andare avanti. Adesso passiamo alla presentazione del primo brano, cioè del concerto vero e proprio, che è stato preceduto, come avete potuto udire, da qualcosa che ha a che fare con la musica bandistica. Diciamo che i brani intanto che verranno eseguiti dalla banda di Monastir sono delle musiche scritte esclusivamente proprio per bande musicali. Il programma lo abbiamo con un brano del compositore olandese Henk van Lanschoten, che è un compositore geniale nel suo genere, dal titolo Wilhelmina. Si tratta di una marcia seguita da un corale, da un inno, tratto da un inno, dal carattere solenne di una solennità, diremmo quasi britannica. Infatti il brano è stato composto dall'autore ispirandosi alla storia di una principessa inglese, Wilhelmina, appunto, e in cui in questo brano l'autore fa ampio uso di squilli di ottoni e di corali con gli stessi. L'inno finale, con intensità di fortissimo, espone i temi della marcia e del corale con l'utilizzo di tutto l'organico. Naturalmente la banda musicale ha un suo direttore e io lo chiamerei subito sul podio, il maestro Ignazio Pilloni. Al quale come potete osservare il maestro non ha ancora la bacchetta con cui si appresta a dirigere il primo brano. La bacchetta gliela consegnerà la mascotte della banda stessa, Mattia, che ha 3 anni ed è nato 3 anni fa, proprio il giorno del concerto. Bene, siamo pronti, vi vorrei
fare il massimo del silenzio, credo che lo fareste comunque, in ogni caso non è male a ricordarvelo, perché la musica, soprattutto un certo tipo di musica, si ascolta con molto silenzio se si vuole gustare appieno tutta la bellezza di essa. Buon divertimento.
È un brano suddiviso seguendo lo schema strumentale della suite del 1600 in 4 parti. Il primo tempo, chiamato Inno, donde il titolo, espone un tema alternato tra il clarinetto e la tromba, sviluppato poi dall'insieme strumentale. Le variazioni del secondo tempo, con andamento di presto e diversi cambi di tempo tra le varie battute, ha il suo tema, nella parte centrale, il suo tema esposto dall'oboe. Tale tempo poi viene ripreso con un fortissimo dagli ottoni. L'intermezzo, il terzo tempo, è una preghiera con cadenze affidate ai sax, all'oboe, alla tromba, al flauto, al clarinetto, al flicorno baritono e al basso tuba, con un declamato che apre poi alla marcia trionfale del quarto tempo. Un brano splendido, direi eccezionale, con la testimonianza della genialità di questo compositore. Me lo ricordo, Henk van Langenschuten, Suite Hymn.
siccome le composizioni si compongono spesso di diversi momenti, vi pregherei di non applaudire tra un momento, tra una parte e l'altra, perché questo potrebbe recare disturbo alla concentrazione dei musicisti. Applaudite solo alla fine dell'esecuzione, grazie. Abbiamo ascoltato finora due brani pregnanti di una sonorità intensa e direi quasi esplosiva. Ascoltiamo adesso qualcosa di diverso. Si tratta di una pastorale di cui è autore il compositore olandese Jan de Haan. Come il nome stesso dice, il brano evoca in qualche modo la natura, ricordando paesaggi di montagna con una melodia semplice da un punto di vista strutturale, ma di grande effetto da un punto di vista formale. La composizione si apre con l'esplosione del tema da parte dei flicorni baritoni e ripreso subito da tutti gli altri settori del complesso, con la prevalenza delle ance, trombe e corni. Il tema è sostenuto da armonie semplici ma piene dal punto di vista timbrico. Dopo un intervento solista della batteria ritmica, che come si noterà in seguito è parte predominante di questo genere musicale, si ha un cambio di tonalità, dove viene di nuovo esposto il tema principale da tutto il complesso con una sonorità più intensa e si conclude con un piccolo contrappunto affidato al flicorno baritono, al clarinetto e al flauto prima e ai vari settori dopo, con chiusura affidata ai tromboni e ai flicorni. Il compositore Jan de Haan è figlio d'arte, è figlio cioè di quel Jacob de Haan di cui ascolteremo qualche brano, anzi diversi brani più là.
accennato prima a Jacob de Haen, la ripetizione continua di quartine di crome, un tema semplice con 2 variazioni affidate alla tromba e al trombone e accompagnamento continuo della batteria.
siamo arrivati al quinto e penultimo brano della prima parte del concerto. È un brano di cui è autore un giovane compositore. Consiglio regionale della Sardegna, l'onorevole Mario Floris, il quale avrebbe dovuto presenziare a questa manifestazione, però è stato portato altrove da altri impegni, i quali non gli hanno consentito appunto la partecipazione. Tuttavia non solo ha patrocinato questa manifestazione, ma ha offerto questa targa che verrà consegnata alla banda musicale, però ovviamente siccome non possiamo chiamarli tutti quanti, io vorrei che venisse consegnata, cioè è giusto, doveroso consegnarla a una, e allora chiamiamo il primo clarino, che è Daniela Meleni. È un bacio molto paterno questo. Siccome qui il signor Merigo, vorrei dire anche due cose, perché mi pare doveroso sottolineare. Innanzitutto gli organizzatori vi chiedono scusa se la
insonorizzazione non è delle migliori, d'altra parte non siamo qui in un auditorium e d'altra parte ancora una delle cose di cui si lamentano gli amici della banda musicale è proprio la mancanza di un locale qui a Monastir che consenta dei concerti o delle esecuzioni al meglio, come si suol dire. Ma siccome bisogna fare di necessità virtù, vuol dire che ci accontentiamo anche di questo locale, mi pare provvisoriamente, vero signor Benedetto? Provvisoriamente, in seguito speriamo che si possa avere qualcosa di meglio. Ecco, mi dicevano anche di ringraziare comunque il Presidente della Giunta regionale, l'onorevole Mario Floris, che ha patrocinato la manifestazione, poi il Comune per la collaborazione, la popolazione tutta, gli sponsor che danno una mano d'aiuto alla banda e alle manifestazioni o ad alcune delle manifestazioni, la ANPIMA, che è l'Associazione Nazionale delle Bande Musicali Italiane, e i rappresentanti regionali e nazionali, e un grazie ovviamente a tutti i componenti della banda e ai familiari, ma di questo parleremo meglio, soprattutto dei sacrifici che nel corso di questi 10 anni la banda musicale ha dovuto affrontare per essere arrivata dove è arrivata. E parleremo meglio anche del libro tra qualche istante. Ecco, io ho voluto qui il signor Benedetto perché gli faceste ancora a lui e a tutti gli organizzatori e a tutti i componenti della banda ancora un applauso caloroso. A chiusura della prima parte del programma ascolteremo, già citato Jacob de Haan, una fantasia per banda dal titolo molto suggestivo, Oregon. Come già facilmente comprensibile, si tratta di un brano folcloristico, racconta infatti la storia di questo stato del nord-ovest dell'America in un ipotetico viaggio fatto in treno. L'autore si trova immerso nell'accattivante paesaggio e con una sorta di flashback musicale si trova coinvolto nel passato, pensa agli indiani, ai cowboys, ai cercatori d'oro e alle diligenze. Un brano diviso in 3 tempi con sonorità molto intense e una dolcissima melodia centrale che ricorda le notti passate all'adagio nel Far West. Oregon di Jacob de Haan. Abbiamo raccomandato già un'altra volta di fare il massimo silenzio. Il maestro non può dare l'attacco perché c'è un bisbiglio dietro che impedisce il proseguizione del concerto. Per cortesia, fate il massimo silenzio. Grazie.
10 anni di attività, 10 anni di successi, da cui è scaturito, oltre ad essere scaturita tanta musica, è scaturito questo libro che racconta non solo le origini della banda, ma tutte le disavventure o le peripezie a cui è andata incontro, una sorta di gioco di 4 cartoni alla ricerca di un locale dove poter fare le prove, aiuti da parte della popolazione, da parte del parroco, da parte dell'amministrazione comunale, aiuti che loro hanno dovuto cercare. Poi sono in questo libro contenute, segnalate anno per anno, direi con puntiglio, con meticolosità, sono segnalate le diverse uscite, cioè diversi servizi. Tra l'altro simpaticissimo una loro andata in Corsica, mi pare nel maggio dell'84, se non vado errato, 86, comunque non ha importanza, lo trovate nel libro, dove fecero una indigestione di riso, per esempio, non fecero che mangiare riso, non so poi come abbiano potuto suonare senza ridere. E in ogni caso troverete tutte le notizie possibili e immaginabili a proposito del libro, che è nato con uno scopo, come dicono le autrici Stefania Piana e Daniela Mereo. Lo scopo di questo libro è di racchiudere in modo indelebile tutte le esperienze che in 10 anni di attività la banda musicale di Monastir ci ha permesso di vivere. E non solo, ma lo dedicano così. È molto bella anche la dedica a chi verrà dopo di noi, a coloro che hanno amato, a coloro che amano e che ameranno la musica. E coloro che amano la musica e che amano la banda musicale di Monastir sono invitati ad acquistare questo libro. Lo troverete lì in vendita, anche perché è stato pubblicato con tanti sacrifici, tante spese, e l'acquisto di questo libro significa anche dare un aiuto tangibile, corposo alla banda musicale di Monastir e direi alla musica a Monastir, che ne hanno bisogno. Sarà un modo anche questo di amare la musica, forse il migliore dei modi. Lo potrete fare adesso in questo intervallo, intanto ne accompagneremo ancora, io credo, e sarà bene farlo, con un applauso il maestro Pilloni, la banda musicale di Monastir, e si concederanno alcuni minuti di riposo. Li ascolteremo più in là nella seconda parte. Questa seconda parte si apre con una marcia concertante del compositore fiammingo Julius Steffano, che ha per titolo March to Mars. Questo brano fu composto per un concorso di composizione indetto dalla radio-televisione norvegese nel 1984 e si aggiudicò il primo premio assoluto. Il compositore Steffano, che si firma anche con altri pseudonimi a seconda del genere, ha al suo attivo una vasta gamma di composizioni originali per banda, fanfare, brass band, che sono molto diffuse nel nord Europa. Le sue composizioni sono caratterizzate da uno stile molto brillante, ma soprattutto molto curate timbricamente, come questa marcia dimostra. È un tema fantascientifico che evoca astronavi che viaggiano verso lo spazio, come dice appunto il titolo, che tradotto letteralmente significa marcia verso Marte. Prima di passare all'ascolto del brano vorrei ancora pregarvi, e chiedo scusa per l'insistenza, ma è necessario, assolutamente necessario, vorrei pregarvi che facciate assoluto silenzio. Grazie.
Scusate, se non c'è silenzio assoluto, il maestro non può dare indicazioni. Torniamo a Jacob de Haan. È un compositore di cui abbiamo ascoltato e ascolteremo ancora altri brani. In realtà si tratta dell'autore più prolifico del momento e tutte le case editrici hanno nei loro cataloghi la maggior parte dei brani di questo compositore. Quello che ci apprestiamo ad ascoltare si intitola Suite Symétrique ed è un brano che sotto l'aspetto formale si richiama allo stile delle suite del Seicento ed è in tre tempi. Il primo, dopo l'introduzione del tema, continua con l'allegro in stile decisamente barocco che racchiude la melodia del tema principale. Il secondo tempo è un corale molto dolce e delicato, eseguito con un pianissimo che solo nella parte centrale esplode in un fortissimo.
Il terzo tempo, che chiude la suite, è un rondò molto vivace che torna ancora allo stile settecentesco e termina con la riesposizione del tema iniziale, Diavolo, The Hand, Suite, si mette.
Quando il maestro Pilloni venne chiamato a dirigere la banda musicale di Monastir, era ancora uno studente al Conservatorio di Cagliari ed era stato chiamato a sostituire Alberto Bugia, che era stato il direttore per i primi anni di vita della banda stessa. Dal 1984 ininterrottamente il maestro Pilloni è direttore della banda musicale di Monastir. Io vorrei chiamarlo qui vicino a me, non mi posso spostare io, chiedo scusa perché il capo non lo permette, per chiedergli due cose. Innanzitutto una cosa che credo tutti hanno potuto osservare è questo estremo affiatamento che esiste tra i diversi strumenti e naturalmente tra gli strumenti e la, chiamiamola, bacchetta del direttore. Ecco, qual è il segreto per riuscire a ottenere questo? Essere prima di tutto amici. Amici è cercare di medesimarsi, io nel loro lavoro e loro nel mio, ma non, ormai lo dico da tanti anni, e questa penso sia proprio la chiave del buon andamento delle istituzioni, insomma, di questo andamento, cioè non un rapporto da superiore o da maestro, un rapporto da amicizia, lavorare, io capire i loro problemi, loro capire i miei e cercare di superarli insieme. D'altra parte, se la musica è essenzialmente armonia, è necessario, io ritengo che sia armonia tra coloro che la eseguono. Un'altra cosa che vorrei chiederle è qual è la difficoltà maggiore che ha incontrato, se ne ha incontrato, a dirigere una banda che soprattutto è composta da giovanissimi, come potete osservare, ma in tutti questi anni sono stati quasi sempre tutti, prevalentemente perlomeno giovanissimi. E quali sono le difficoltà che incontrate per potervi preparare, poter provare, e quali sono gli auspici, le speranze vostre per il futuro? Ma adesso è lei che mette in difficoltà a me, perché sarebbe, come dire, è molto difficile dire quale è una cosa più difficile di un'altra. La difficoltà maggiore è senz'altro sempre quella di riuscire a conciliare i diversi impegni, perché ricordiamo che di questi ragazzi pochissimi studiano al conservatorio, quindi tutti gli altri fanno 3 scuole e poi lavorano, e quindi conciliare gli impegni di studio, gli impegni di lavoro per poter fare le prove costantemente e poter quindi svolgere quel determinato tipo di lavoro necessario alla preparazione di un concerto o all'andamento dell'attività normale. Altre difficoltà, ma in questo momento non saprei. La difficoltà maggiore è sempre quella di riuscire a non perdere la calma, e loro lo sanno bene, ma ormai mi conoscono, quindi penso che questa sia una cosa. Gli auspici sono quelli innanzitutto di continuare a lavorare con la massima amicizia e soprattutto anche umiltà, perché non è, molti forse dicono, e molti, non ho paura a dirlo, che molti cercano anche di voler fare le cose in grande. Io dico che ognuno, quando fa con volontà quello che è in grado di poter fare, e con umiltà soprattutto, non fa mai più di quello che dovrebbe fare. Soprattutto adesso voglio azzardare anche una cosa che nei nostri programmi speriamo di poter realizzare, perché i problemi, ecco, la difficoltà maggiore è sempre quella economica, non dico per il mio operato, ma per l'operato della banda intera, è quella che dove abbiamo fatto la richiesta di partecipazione a un concorso internazionale in Belgio per il settembre del 91 e stiamo già anche cominciando a lavorare in quel senso. E anche il signor Sindaco ci aiuterà in questo con la giunta comunale, forse potremo lavorare anche con maggior fiducia, insomma, con maggior serenità anche. Tutti noi vi accompagneremo naturalmente con il nostro augurio, con gli auspici che possiate ottenere quanto vi aspettate. Ultimissima, è una parola errata, ma la diciamo l'ultima, che è più giusta. Un'ultima cosa, come risponde da un punto di vista del materiale umano Monastir? Intendo dire, sono portati per la musica? Ma io penso che questo è un discorso un po' delicato. Chiunque abbia passione, dico che è portato per fare musica. Certo ci sono delle doti naturali, delle doti particolari, ma con la buona volontà molte volte si superano anche quelle difficoltà che si possono incontrare per uno meno dotato per la musica di un altro. Però, come risponde Monastir, io direi come un po' tutti i paesi circondati, cioè c'è
sempre un'alternanza, chi viene, chi va, però per fortuna abbiamo quelli che sono i veterani, qualcuno che fa parte già da 10 anni, dei fondatori, di quelli che sono stati prima allievi, e sono loro che meno male riescono a tenere i soldi dalla base, diciamo, e quindi gli altri ci ruotano intorno. Però noi speriamo di poter far diventare tutti quelli che sono qua veterani, di poter aggiungere poi le nuove leve per poter andare avanti. E anche il nostro augurio. Grazie alla maestra. Chiedo scusa se prendo il microfono, ma sono alcune cose come ormai ogni anno tradizione che io dica. Innanzitutto quest'anno siamo stati colpiti un po' in questo contesto piacevole, diciamo, da una vicenda non del tutto piacevole. Un nostro collaboratore che doveva essere dei nostri oggi, cui diciamo anche il nome, Giglio, non è di Monastir ma è un nostro collaboratore da tanti anni, ha perso ieri la mamma e quindi oggi non è potuto essere dei nostri e dispiace anche a me e a noi di non poter essere vicino a lui proprio oggi in questo momento di dolore. Io non posso far altro che dedicare a lui e alla memoria di sua mamma, che conoscevo, che molti di noi conosciamo personalmente, questo concerto, sperando di potergli essere vicini in questo momento, almeno in questo modo. Per noi è stata una mazzata che ci è arrivata poco prima del concerto, sapevamo già che forse da un momento all'altro ce lo dovevamo aspettare. Quindi direi anche da parte nostra, di tutti quanti, non un applauso, solo ognuno dentro di sé, un attimo, un esame, un attimo di silenzio dentro se stesso per la memoria di questa donna e per essere vicini a Giglio. Grazie per tutto. Un'altra cosa che, giusto per togliere subito le brutte cose, diciamo. Io ho pensato un po' in questi giorni a questi 7 anni, adesso a dicembre, di lavoro nella banda e questi 10 anni della banda dei Monastir. Sono un po' sorpreso anch'io, perché in effetti ricordare le prime prove, le prime lezioni, i primi approcci amichevoli con i ragazzi è piacevole, allo stesso tempo spaventa, perché 7 anni sembrano pochi ma sono molti nello stesso tempo. Ho già detto al professor Berria cos'è che ci lega così. Io penso che mi voglio augurare anche a tutti loro che questa amicizia non manchi mai, e soprattutto di cercare di capirci sempre e di credere in quello che si fa. Questo è l'augurio che voglio fare io. Poi, scusate, ma io i nomi non li ricordo, bisogna ricordare che delle nostre figlie, oltre ai veterani, abbiamo qualche debuttante, che sono Luciano alla tromba, Anna al clarinetto, Nicola al sax contralto e Nicoletta al sax soprano. Vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Un ringraziamento particolare potevo senz'altro fare personalmente, anche se abbiamo un po' poco per la verità, io ma loro molto condiviso il lavoro per la stesura di questo opuscolo. L'ha già fatto il presentatore, ma anche io personalmente devo dire grazie a Daniela e a Stefani, sperando che si possa scrivere quello poi, chissà, per il 25° anniversario, non lo so. Poi un altro ringraziamento che non è in quelli ufficiali a quanti hanno collaborato per la scenografia, gli ideatori e chi ha fatto la scenografia. Ci hanno ruotato moltissimi attorno, però non posso nominarli tutti, ma gli ideatori, Simone ed Enzo, che hanno realizzato questa simpatica coreografia. Un'altra cosa da non dimenticare è che non è tutto il lavoro mio quello che si fa nella banda. Ho anch'io dei collaboratori per quanto riguarda il settore delle lezioni, anche loro sono da ricordare. C'è sempre la perenne Daniela, che ormai è la veterana, e Sandrino, che sono i docenti per i corsi da fare. Penso di non dover aggiungere altro se non il fatto di ringraziare voi, che sono 10 anni, 7 anni, da quando ci sono 10 anni che sostenete la banda, sperando di potervi avere sempre come nostri sostenitori, di poterne avere sempre di più. E poi pubblicamente, oltre tutto all'altro, devo
dire grazie ragazzi, che anche voi mi permettete di poter vivere queste soddisfazioni, non da maestro, ma dico come musicante come voi, da pari a pari, però questa è anche un po' una cosa per potermene approfittare in modo da potervi sgridare di più quando ce ne sarà bisogno. Come segno, come ogni anno, senza dover cercare cose particolari, se mi ricordo, a ognuno di voi consegnerò una rosa, che è un piccolo simbolo materiale, ma offerta veramente con sincera passione e di cuore veramente. Grazie a tutti. Grazie al maestro Pilloni per quanto ci ha detto, grazie anche per quanto farà ancora, perché il suo lavoro anche per questa sera non è ancora finito, si appresta a tornare sul podio per dirigere un altro brano, un brano melodico di Jacob de Haan, dal titolo Song of Liberation, che tradotto letteralmente significa suono di liberazione. Il titolo stesso dice che si tratta di una specie di inno, infatti dopo l'esposizione del tema affidata al flicorno, strumento molto amato da de Haan, le ance espongono una melodia che successivamente farà da contrappunto all'inno marziale vero e proprio affidato agli ottoni. Nella parte centrale i corni eseguono una piccola variazione al tema che torna poi nel grandioso finale dopo un passaggio virtuoso della batteria. Lo stile ovviamente è sempre quello dei brani originali con strumentazione moderna. Jacob de Haan, Song of Liberation.
Siamo al penultimo brano ufficiale della serata, un brano recentissimo, è del 1988 ed è ancora di Jacob de Haan, ha per titolo Free World Fantasy, che tradotto letteralmente significa libero mondo immaginario. Il brano è diviso in 3 parti, è ispirato alle colonne sonore dei film, strumentato magistralmente dal tono moderno molto fantasioso e dove tutte le parti sono importanti e non ce n'è neppure una che sia subordinata ad un'altra. La prima parte è introdotta da una marcia subito seguita da un allegro brillante e ritmico. Il tempo centrale è una dolcissima melodia esposta prima dai clarinetti. Il tempo finale è una marcia molto sonora e brillante che si chiude con la ripetizione del tema iniziale.
Vi ricordiamo che questo non è il solito, il consueto concerto che la banda di Monastir esegue tutti gli anni in occasione dei festeggiamenti della festa di Santa Cecilia. Quest'anno è un anno particolare perché la banda festeggia i suoi 10 anni di vita e pertanto è giusto, ritengo, chiamare nuovamente qui al microfono il presidente, il signor Luciano Mereo, perché credo che abbia qualcosa da dire a questo proposito. Facciamo un applauso ancora. Nel ringraziare a tutti i presenti di essere intervenuti a questa manifestazione, non è facile parlare di questo posto qui verso di voi perché siete troppi, quindi mettete un po' in soggezione, non so come uscire con quello che si può dire. Comunque io non faccio altro che ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno permesso di organizzare questa manifestazione. Tutti coloro che hanno collaborato all'allestimento di questa sala, compresi i ragazzi, i membri del direttivo, e tutte le persone che oggi, ieri e speriamo anche domani resteranno vicini alla nostra istituzione. Voglio a tale proposito ricordare quelli che mi hanno preceduto nella carica di presidente, che non sono molti, tutto sono solo 10 anni che sono passati da quando abbiamo iniziato e quando hanno iniziato i ragazzi a fare questa banda musicale, e cito innanzitutto il signor Bastiano Rocco, e in secondo luogo il signor Giorgio Vereu, i quali li invito qui sul podio perché abbiamo pensato di dare un ricordo anche a loro, perché se la banda è arrivata a quello che è arrivato oggi, il merito non è tutto mio, è dei ragazzi, ma purtroppo è anche non purtroppo, è il merito di questa gente che si è data da fare, che ha speso tutto il suo tempo libero per portare avanti questa iniziativa. Quindi li invito a presenziare qui sul palco. Quindi consegno anche a loro una medaglia come quella che è stata data ai ragazzi a ricordo di questa giornata, di questo decennale. Signor Bastiano Rocco, quale primo presidente della banda musicale. Signor Mereo Giorgio, quale mio predecessore sempre nella carica di presidente. E adesso come non ricordare l'aiuto che ci ha dato fino ad oggi l'amministrazione comunale. Quindi pregherei il signor Sindaco di venire qui, che anche lui sarà ricordato con una medaglia. La prego, da qui di dire due parole per quanto riguarda la banda. Saluto alle autorità presenti e a tutti i cittadini. Siamo qui, come già detto Presidente, per festeggiare il 10° anno della banda musicale.
stavo dicendo, siamo qui per festeggiare il decennale della banda musicale. Ecco, non a caso lo festeggiamo, ma soprattutto per l'opera svolta con spirito di sacrificio da parte delle persone che poc'anzi ha citato il Presidente e da parte di tutti i ragazzi che fino a questo momento hanno saputo portare avanti questa banda musicale sia dal punto di vista della preparazione che dal punto di vista di aggregazione di gruppo. In particolare ringraziamento al maestro Ignazio Pidoni, dove con la sua preparazione è riuscito a portare avanti questo gruppo e a farlo conoscere, diciamo, in tutta la Sardegna, in Italia e anche in Europa. Poc'anzi ha mandato un piccolo messaggio dicendo che il prossimo anno, adesso non ricordo bene, nel periodo di agosto-settembre, ci dovrebbe essere una specie di competizione a livello mondiale dove la nostra banda ha bisogno dell'aiuto di tutti. Noi come amministrazione comunale vedremo di fare il possibile di essere presenti, non certamente con l'aiuto morale, dove l'aiuto morale ne hanno abbastanza, ma con aiuto sostanziale. Ecco, noi come amministrazione, diciamo, e noi anche come popolazione. E mi dispiace che oggi dovrebbe essere presenti qualche autorità politica, dove da parte loro potrebbero dare un grosso contributo. Non dimentichiamo un'altra opera molto importante che la nostra banda porta avanti a livello di comunità dei monasteri, che è quell'opera sociale, l'opera molto meritoria perché tiene impegnati molti dei nostri ragazzi che rimanendo in giro sarebbero portati alla tentazione di varie cose, dove tutti noi sappiamo e che quotidianamente siamo portati a combattere in tutti i fronti. Un ulteriore grazie al Presidente, Luciano Mereo, dove col suo tempo libero dedicato interamente alla banda musicale, adesso è in pensione da un annetto, quindi si dedica, diciamo, il 90% del suo tempo alla banda musicale, a tutto il consiglio di amministrazione e a questi meravigliosi ragazzi che sono anche i nostri figli, al Presidente. Vi auguro un buon proseguimento e arrivederci al prossimo anno. Ancora una medaglia da consegnare a un membro dell'amministrazione comunale di Monastir, al dottor Sebastiano Cortesu, assessore della cultura e dello spettacolo. Adesso ho l'incombenza di dare un paio di medaglie, cose che ci è pervenuto da parte delle autorità che non sono purtroppo presenti, alla banda. Quindi sbrighiamo queste formalità così possiamo rientrare nuovamente nel campo della musica. Voglio consegnare alla banda una coppa che ci è stata offerta dall'onorevole Giovanni Battista Zurru, assessore all'industria della Regione Sarda. Prego Monica o Daniela a dare la cosa per conto della banda. Questa è stata offerta dall'onorevole Giovanni Battista Zurru. Quest'altra è stata offerta dall'onorevole Lucio Alvis, senatore della Repubblica. Questa ha un sapore particolare perché è stata offerta da un campione del passato, dall'indimenticato Franco Morella. Questa qui è stata offerta dall'amministrazione comunale di Monastir alla banda.
Questa qui vorrei che fosse il signor Sindaco personalmente a consegnarla al maestro Ignazio Piloni da parte dell'amministrazione comunale. Poi abbiamo da consegnare un ricordo a coloro che ci hanno, che si sono venuti incontro per quanto riguarda la manifestazione di oggi. E primo fra tutti voglio citare il presidente della banda musicale Città di Pula, la signora Rossana Tuono. La prego di venire qui sul podio. Un'altra persona che ci ha dato una mano d'aiuto a nome della sua associazione, il signor Marinello Usai della banda musicale Sant'Andrea Friuli. Grazie. Un'altra targa al gruppo folk di Ussana. Una targa lo stesso al rappresentante del gruppo folk Monastiri. Pare che non ci siete solo presenti, pazienza, gliela manderemo. Inviterei l'onorevole Dante Azzeni, che è membro del Consiglio direttivo della banda musicale Monastiri. Anche l'onorevole Azzeni una medaglia offerta dall'amministrazione comunale. I ragazzi del Consiglio di amministrazione ha pensato di dare un ricordo di cuore al nostro caro maestro Ignazio Piloni. Adesso c'è stata una sorpresa da parte di un ex appartenente alla banda musicale Monastiri. Una sorpresa che mi ha riempito di gioia in quanto che mi ha fatto capire che anche quelli che hanno lasciato la banda per motivi personali, per qualche cosa, non l'hanno del tutto dimenticato. E mi ricordo al signor Angelo Meneo che è qui presente e vorrei che salisse qui dove sono io affinché mi consegnasse di persona questa cosa che ci ha portato. Prego. E adesso devo autopremiarci sia come Presidente e tutti i componenti del Consiglio. Quindi invito qui, io li chiamo nome per nome, il signor Piga Alessandro, consigliere della banda musicale.
Azzeni Giovannino, consigliere della banda. Il signor Piana Mario. La signora Usà Giovanna, cassiera della banca. Segretario della banda, ancora il maestro Ignazio Pilloni, e questa me la tengo per me. Un'ultima cosa, abbiamo un illustre ospite che oggi ha allietato questa serata e ha fatto molto grande la presentazione di questo concerto, il professor Giovanni Perria. Questa serata anche a lei una targa da parte della banda. Per stasera il mio compito è finito, non mi resta che ringraziarvi di essere venuti e mi auguro che l'anno prossimo siamo, se non altro, la stessa quantità di gente che c'è oggi. Grazie. Grazie Presidente della banda, Luciano Greco, grazie anche per la targa, la conserverò tra i ricordi più belli di questi miei anni. Dovrei annunciare l'ultimo brano in programma, l'ultimo ufficiale, perché io ritengo che dopo tutti i premi che ha ricevuto il maestro Pilloni sarà disposto ad eseguire almeno, a dirigere almeno un altro brano. Va bene, accettata la proposta. Allora annunciamo il penultimo brano che è stato scritto composto ancora da Jacob de Haan e ha per titolo Grounds. È un'alternanza continua di episodi ritmici e melodici, ma che ha come base un ritmo ostinato affidato agli strumenti cosiddetti scudi. Si susseguono vari episodi melodici affidati alle varie sezioni e con un crescendo di sonorità dopo l'introduzione. La seconda parte ritmica impegna ancora tutti i vari settori con continui cambiamenti di tempi con prevalenza delle varie percussioni. Dopo un continuo crescendo di sonorità, interrotto da una pausa generale, il finale riassume tutti i temi esposti nel brano. Jacob de Haan, Grounds.
poiché voglio affidare la conclusione di questa manifestazione alla musica, alla banda musicale, concludo qui il mio intervento questa sera ricordandovi che abbiamo trascorso insieme qualche ora nell'ascolto di una musica che forse richiede da parte di chi non è abituato ad ascoltarla una certa umiltà, e umiltà vuol dire anche pazienza per carpirne i segreti, i meccanismi. Però vi posso assicurare che una volta carpiti e capiti e compresi e acquisiti questi meccanismi, questi segreti della grande musica, essa schiuderà davanti ai nostri occhi e alla nostra anima delle dimensioni spirituali che prima non credevamo neppure di poter immaginare. E invece, grazie alla musica, questo si può. E se siamo riusciti a trascorrere insieme, stavolta mi rivolgo a coloro che sono abituati ad ascoltare questa musica piacevolmente, serenamente e arricchendoci anche spiritualmente questo pomeriggio domenicale, lo dobbiamo alla banda musicale di Monastir e al maestro Ignazio Pilloni. E mi piacerebbe concludere con le parole che l'onorevole Dante Azzeni ha messo qui nel libro. Leggo: alla popolazione tutta di Monastir un appello: fate della banda il vostro vessillo, la vostra bandiera, aiutatela, sostenetela, incoraggiatela, saprà solennizzare le vostre sagre, vivacizzare le vostre feste e creare per tutti momenti di vita serena. E questo credo che sia il modo migliore per ringraziare e per venire incontro a questi ragazzi, al loro entusiasmo, alla loro passione per la musica e a quanto sanno dare a coloro che li sanno ascoltare. E vorrei concludere, per quanto mi riguarda personalmente, dopo aver ringraziato tutti gli organizzatori, ringraziato voi per aver seguito con attenzione il nostro concerto, un augurio alla banda musicale di Monastir, uno in sardo e uno in latino, ma si assomigliano, a me las annos e ad maiora. Questo è il miglior augurio che tutti quanti insieme possiamo fare. E adesso vi ricordo ancora che in conclusione, così non intervengo più, dopo il concerto gli organizzatori offriranno un rinfresco a qui stesso, a tutti coloro che sono qui presenti. Chiudiamo in allegria, in bellezza. Il fuori programma è costituito da un brano del compositore olandese Jan van der Rust che ha per titolo Brasiliana ed è un collage di 3 danze latinoamericane, un cha-cha-cha, un calypso e un samba finale. Grazie. A